Questa è la storia di un errore dovuta a qualche video sul Cantò solo come stesso. Uno pensa al futuro in venerdì, un buco nel cordone, lui è arrivato qui. Stupito il dottore, guardava quel bambino che non voleva piangere e mostrava il suo destino. E serio. I palufi, i pinguini che la notte ci svegliano. Llorente al mare. Sono le 7:20. Cazzo io. E già è fatto giorno. Ma ancora dobbiamo tornare a casa, no? Fra qualche ora, dai. Prima o poi torneremo. Ciao. Il Tempone se ne va da solo per la sua strada perché deve andare a fare un cacatone. No, andiamo per Schissiamo la le terra. parole, Andiamo però per la terra. andiamo per la costa così c'è il contrabbasso. Where are you from? The Taliban is still passing. Guardalo il Taliban. Scusa ora che dico. Quando è Temponio assieme al Taliban. Ora che dico per la costa e sta ingannando. Solo che io ho paura e quindi non salgo. Però ci proviamo, dai. Voglio tenere vertiginous. Ma non come una mount. Ora che ti cosa stai muovendo? Ma andiamoci che sennò cadusciamo. Ah, lì. Tempo è trovato l'amico tuo. Tempo stai con il Taliban, lo vedete? Guardate il miglior amico di Tempone. Adesso ci avviciniamo un pochino. Il miglior amico Tempone di Tempone. e il Taliban. Tempone sta prendendo il sorpasso. Lo sta facendo in curva dall'esterno, cazzo. Mamma che sorpasso, la rimonta e c'è il sorpasso. Sì, si è effettuato il sorpasso da parte di Temponio e il Taliban. Rakitic mostra il culetto per portare fortuna a Temponio in questa corsa splendida. Ma ecco che il Taliban si ferma a fare sosta, un po' di rifornizione. Lascia il tappo della benzina aperto e la macchina si quaglia, quindi Tempone da solo continua la sua carreggiata verso la strada. Stiamo attenti, 10 metri dal traguardo, ma ecco che vediamo che la sorpassa un Homo saurus con un cagnolinos che arriva proprio al traguardo. Il Rakitic bene una rimonda affaticante, non ce la faccio proprio più, voglio provi. In lontananza si sentono i pinguini, coloro che ogni notte ci cagano l'uguezza. Il Rakitic esulta, ma no, quello non era un signore con un cagnolino, era un signore con una scopa e una paletta. Mi avevo sbagliato. Comunque Ello Isso è arrivato per primo. Tutti sognano di essere mito, ma mito non sogno. Questo è l'alberico che siamo arrivati a Moito, Moito. Per questo stiamo silenziti perché la gente dorme. Ok? Il Rakitic sta fregando un vaso. Vediamo. No, ha trovato un terra e lo stai usando, però o me ne terra non la vuoi. È che è andato proprio in terra, quindi ora Rakitic non può fare. Noi cerchiamo di salire in questo apart hotel. Apart con la farfalla. Los mariposas, la farfalla. Ma non che sono che mi tengo, c'è una riposarsi, va. Voglio. Un'ora e mezza la pausa. Never in Italy, that che i warrior from free or air noi rivegliare da roulette. Capi? In the morning. Ciao, bye bye, hola, very good, summer night, 35, 30 books.